C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati amici, siamo all'incrocio tra via 10 Giornate e via Padre Giulio Bevilacqua, il quadriportico di piazza Vittoria. Un tempo i portici erano su entrambi i lati della strada, ma quelli sul lato occidentale vennero demoliti assieme al quartiere delle Pescherie per lasciare spazio all'Hotel Vittoria di piazza Vittoria. All'angolo tra via 10 Giornate e corso Zanardelli c'era un tempo una bella fontana chiamata Fontana del Gambero, opera del 1833 di Luigi Donegani. Venne smantellata nel 1908 per migliorare la viabilità della zona e al suo posto venne costruita un'edicola in ghisa. La via era chiamata Contrada del Granarolo e venne ribattezzata col nome attuale soltanto dopo l'Unità d'Italia. Era chiamata Granarolo perché nei suoi pressi e nei vicoli adiacenti si teneva il mercato delle granaglie. Questo mercato fu poi trasferito a fine Ottocento in piazza Arnaldo. Oggi giochiamo con questo detto popolare bresciano: Naolto perù a caal de l'asen. Qualcuno dice Naolto perù embrassa la mama. Insomma, questo è. Sentiamo un po' i bresciani se sono informati sull'argomento. Un po' per uno cavallo sull'asino. Cioè, quando lo dice questo? Quando dobbiamo spartirci la torta un po' per uno, insomma. Da dove viene? Da Pirano d'Istia. Ragazzi, ci ha azzeccato. Ma perché lei guardava me quando parlava di asino? No, per amor del cielo non era mia intenzione. Sta scherzando. Che vuol dire Naolto perù a caal de l'asen? Una volta ciascuno, ma se tu la giri però la frase proprio tradotta è una volta ciascuno ingroppa l'asino. Una volta che perù a caal de l'asen. Che significa? Perù? A caal de L'asen. Che vuol dire? Una volta per ciascuno cavallo al muro. Come? È l'aurum. Andare bene, una volta ciascuno. Andare bene. Una volta per uno a cavallo dell'asino. Il significato più profondo quale potrebbe essere quando si dice questo detto? Ad ognuno aspetta il suo turno, insomma. Preparata? È molto più brava di me. Una volta ciascuno a cavallo dell'asino. E secondo metafora, cioè? Quando lo potrebbe dire questo detto lei? Ed io non me lo ricordo più, me lo ripete. Naolto perù a caal de l'asen. Qualcuno dice Naolto perù imbrassa la mano, cioè? Ah, ho capito. Come? Avvicendarsi sia nel camminare, in qualsiasi evento. Grazie. I don't understand you. Lasciamolo un pace che è pure grosso. Una volta a testa, messi nella meglio condizione. Ottima risposta. Di dov'è lei? Di dov'è? Coglio Valtrompia. Coglio, col bene che ti voglio. Gente di Coglio, più non ne voglio. C'è anche un detto, no? Dei malghesi di Coglio. C'era una targa a San Polo, fissato un muro in cui c'era scritto malghesi di Coglio, più non ne voglio. E lei che fa qui allora? No, io sono qui a Brescia, non sono a San Polo. Ma è un detto che si diceva su in montagna. Che vuol dire? Non sempre gli stessi hanno buon tempo, un po' anche qualchedun altro. No, che dice il signore? È sempre quello che ha avuto. Ah, non sempre. Come? Non sempre quello. Li stiamo facendo litigare. Naolto perù a caal de l'asen, che significa una volta ciascuno a cavallo dell'asino. Insomma, lo dice chi, trovandosi in una situazione particolarmente insidiosa, impegnativa, scomoda, vuole godersi un momento di tranquillità e di riposo. Beh, il nostro momento di tranquillità e di riposo è concluso, ma su Teletutto ce ne saranno tanti altri. Restate con noi e grazie, alla prossima. C'entro anch'io.